Sì, è fondamentale, questo è un progetto che io spero si moltiplichi nel territorio, dove le imprese sostengono le società sportive, potrebbero essere culturali, ricreative, l'importante è che diano spazi sani ai ragazzi, spazi sani e di prossimità. Oggi le società sportive hanno dei costi importanti da sostenere, non si riesce più a sostenerli solo con il pubblico, ma non si può caricare neanche tutto sulle famiglie. Questo tipo di iniziativa impegna le imprese dando valore però all'attività sportiva, quindi il calcio, il gol diventa lo strumento con cui fare del bene, non solo alle società e quindi alla parte giovanile, al settore giovanile dello sport, ma anche, come in questo caso, alla LILT, e quindi si uniscono anche i mondi. Per noi diventa fondamentale perché oggi, per affrontare i grandi temi sociali che interessano i giovani, in modo particolare gli adolescenti e i giovani adulti, bisogna lavorare con i bambini e con i ragazzi, lavorando sul loro benessere.